Adio mamma, guarda, mi mesco. Nane, vieni avanti, lavati il mancaro, dai. Nane, lavati il mancaro, dai, che adesso ti dà un fiato di marenda, certo? Dai, va piano. No. Guarda là che adesso un bicchiere, asciuga mano. No, bravo. Bravo. E dopo tu ti senti a toia? Sì, anche per i nostri figli, però il caffè, il nostro caffettino, poi granelle a uva, e quei grani di frumento, e poi masenavino, metti un fiato estratto, poi ieri il caffè. Poi metti sì, dai. Dai. Trattini tante robe, sì. Ah, che fine, un fiato di caffè non lo sai, non finivo neanche a fare la punta. Allora un po'. Sei ancora pronto? Avevo una fame da matti. Sì, abbiamo un fiato di pazienza. Ah, un fiato di pazienza con calma perché il fuoco mi fa combattere, che i legni si muoiono. 20 ore con E la... bisogna che sta qua. Suppia. Se voglio che arda, per forza bisogna che supplia. Non devi neanche mettere al quarto ieri, non ti Non dico. è a tempo, va. Devi metterli in casone. Sono via presto e... Sì, allora qua. Però bisogna che supplia, mi ha perso i palloni su una suppia. Basta anche una grazia. Basta? Basta, dai. Ma se mette che zucchero caro, che mettiamo sai perché zucchero una volta non era. Non era zucchero. È buono stesso. E ora che metti un gramino sai, ecco quello. Oh, guarda qua. Ora Nanne, stare attento che te mangi, chiappi a scuola, il mamma. Ascolta anche, ascolta. Suppia! Sì, va bene, sì, va bene. Se anche acqua, posso comunque va bene. E ora, se anche acqua della posa, non del poso perché posi non era. Era a posa e camminare di un fosso, tu su acqua della posa che era vestito e vestito. Però quando che arrivo buia era sempre buono. È buono stesso. Sì, Nanne, poi mio padre diceva sempre che se mangia con sculiero, si scalda sempre stomaco, anche se si suppe con olio. Nanne, Dimmi. fa piacere che avete il caffè a te, che non piove mica setto. Sono smentegato. Bisogna che ti dica tutto, bisogna che ti dica. Non ti tieni a mente niente. Ormai ho già tanti anni. Dai, Nanne, dai.